È l'ultima partita del girone di andata di promozione e nel girone D si affrontano Real San Basilio, Rocca Priora, amici di Gazzetta Regionale. Benvenuti al Francesca Gianni. Micheli, in bocca per Alessandro, all'indietro per Ciciretti che vince il rimpallo, poi spiove il pallone dalle parti di Sciamanna che sblocca il match, è 1-0. Razzini sbaglia qui l'impostazione, ne approfitta Cioffi calcia, risponde il portiere ma la palla rimane lì e Tourmalai segna a porta vuota l'1-1. Ciciretti lancia in profondità Alessandro a duello con l'avversario, ancora Alessandro a rimorchio per Tortolano che calibra la conclusione, traversa, si salva qui il Rocca Priora. Bel lancio in avanti, qui sbaglia Maddalena, Micheli dalla lunga distanza firma il nuovo vantaggio con un gol fantastico, Micheli è 2-1. Ciciretti, gran palla per Sciamanna, spalla alla porta, Sciamanna viene atterrato da Rosi ed è calcio di rigore. Tortolano contro Maddalena, parte Tortolano che spiazza il numero 1 e cala il tris. Secondo minuto sul cronometro della ripresa, dalla bandierina parte Fortunato Zigrossi sul secondo palo e tocca il legno. Dottavi, gran palla per Fortunato che di prima buca Caiola ed accorcia le distanze. Modugno, buono il pallone per Cardellini che trova una deviazione fortuita, torna sulle due lunghezze di distacco il Real San Basilio 4-2. Alessandro sterza, Alessandro chiama in causa anche Parlagreco, gran palla di ritorno per Alessandro che con lo scavetto supera Maddalena ed è 5-2. Palla in profondità, qui buca Ceccarini, Pallotta ne può approfittare ancora, Pallotta fino in fondo, arriva il cross, raso a terra dentro per Cioffi che rende la sconfitta meno amara. Finisce qui al Francesca Gianni, vince il Real San Basilio per 5-3.